Sì, salve. Allora, per adesso ne ho uno, Harry Potter e la Camera dei Segreti, che è appena arrivato. Forse arriva il Prigioniero di Azkaban, perché non è facile trovarli. Allora, guarda, noi facciamo spedizioni. Se ti servono dei volumi in particolare me lo dici e poi io te li spedisco. Niente, figurati. Ciao, ciao, ciao. Qui ci sono alcuni altri libri da consegnare, qui ce n'è uno che stiamo per andare a portare adesso qui vicino, questa è un'altra pila di libri da consegnare, questi sono libri che sono stati consigliati. Partiamo e andiamo a consegnare un libro fuori, con la mascherina ovviamente che ci impongono in Lombardia. Andiamo verso la piazza a appoggiare un libro su una panchina. Ci dirigiamo verso la piazza. C'è un ragazzo dietro l'edicola che aspetta il suo libro, lo appoggiamo semplicemente qui dove abbiamo concordato. Ce ne andiamo. Quello che ho perso sono stati i lettori occasionali, invece i lettori forti hanno tenuto, infatti mediamente la qualità dei libri che sto spedendo è molto alta. Diciamo che il crollo degli incassi è del 60-70% e comunque si fa fatica. La crisi non solo della mia libreria, insomma, ma di tutte le indipendenti in questo periodo è sicuramente una crisi di liquidità, perché ci saranno le fatture da pagare, non soltanto gli affitti dei locali. Parto con una battuta, io non ho più tempo di leggere, l'iniziativa sta funzionando a quanto pare. Ci siamo mossi analizzando tutte le strade possibili. Abbiamo trovato questa soluzione. Ci si può incontrare in qualche modo mantenendo il distanziamento sociale e appunto appoggiamo un libro su una panchina nel luogo di incontro che può essere l'edicola, il panettiere, il supermercato. Tutto nasce dal fatto che noi il libro lo consideriamo davvero un bene primario, a tal punto che vendiamo a prezzo di costo a quello che costa a noi il libro. Quello che avanza dal prezzo di copertina abbiamo deciso di destinarlo non solo a ospedali che stanno avendo tantissime raccolte, ma anche a biblioteche. L'emergenza Covid non fa che accentuare alcune storture della filiera del libro dovute a oligopoli e concentrazioni aziendali, per cui il nostro settore è dominato da pochi grandi gruppi che monopolizzano verticalmente e orizzontalmente tutta la filiera. Inoltre un grande rischio dovuto a questa emergenza è che si accentuino delle abitudini di consumo come l'acquisto online. Il modo migliore per uscire da questo momento di difficoltà, soprattutto fra gli attori più piccoli e indipendenti, sia quello di organizzare iniziative di solidarietà e mutuo soccorso dal basso. Recentemente Conte ha promesso alle piccole e medie imprese un'iniezione di denaro liquido. Da piccolo editore devo dire che l'idea di pagare del debito con dell'altro debito mi pare un po' traballante, perché l'editoria si basa su un sistema fondamentalmente a debito che ha a che fare col sistema distributivo, cioè di come è fatta l'editoria, e bisognerebbe intervenire sul sistema stesso per cambiare le cose, altrimenti si rischia di tornare alla crisi precedente. Sono fondamentali, le librerie sono fondamentali nei paesi, non è solo vendere i libri, è proprio creare una piccola comunità, un microcosmo, fare in modo che ci sia un poco di respiro e di apertura culturale. E in un momento di chiusura come questo il libro permette di viaggiare.